La strage sulle strade continua e rimane una piaga del Veneto. L'Istat, su base dei dati forniti dall'ACI, ha recensito 13.220 incidenti nel 2022, con un aumento del 6,6% rispetto all'anno prima. Certo, ha inciso la fine della pandemia con il ritorno dei lavoratori in ufficio dopo il lungo periodo di smart working. In ogni caso, però, sono numeri che fanno paura e che sono stati ripresi dalla Regione Veneto con un report sul proprio sito. Le vittime sono state 321, anche qui in aumento rispetto ai 285 del 2021. In realtà questo trend negativo è ripreso solo negli ultimi anni, interrompendo una serie positiva che durava dagli anni 90 fino al 2017. La classe di età più colpita è quella fra i 20 e i 24 anni con 31 vittime, seguita da quella fra i 25 e i 29 anni con 29 morti. A livello di province la più funestata è stata quella di Padova con 64 morti, seguita da Treviso con 63, Verona 60, Venezia 51, Vicenza 45, Rovigo 22 e Belluno 16. Interessante anche il dato sul giorno della settimana in cui si verificano più incidenti mortali. Si conferma il sabato con 65 vittime. Se si guarda invece al numero totale di incidenti, spicca il venerdì con 2119 e il sabato è solo in terza posizione con 1912. Il segno che probabilmente nel fine settimana non è che circolino più mezzi, ma che si corre di più e in condizioni di lucidità inferiore. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 20 marzo 2024. La prima notizia del giorno riguarda i 13.000 incidenti stradali in Veneto all'anno, un trend in crescita con oltre 300 vittime sulle strade. Più vittime nella fascia d'età fra i 20 e i 24 anni, poi i 25-29 anni. Lo leggiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Il report della Regione Veneto stima poi che il costo dell'incidentalità stradale con lesioni alle persone sia stato pari ad oltre 1,5 miliardi di euro, ossia 315 euro pro capite, e i motivi sono un elenco che si ripete di anno in anno, uguale a se stesso, a partire dall'utilizzo dello smartphone alla guida e dal consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Per questo, ad esempio, la provincia di Treviso e la Tribuna di Treviso hanno messo in piedi il progetto Scrivi quando arrivi, per invertire il tragico trend dei sinistri mortali e impedire che i cittadini di ogni fascia d'età perdano la vita magari a causa di una distrazione di qualche secondo che quando si guida può essere fatale. Così il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Insomma, sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM i dati del report della Regione Veneto, l'elaborazione da parte dell'Ufficio Statistica della Giunta regionale del Veneto su dati Istat ACI, c'è il dettaglio per tutte le province con numero di autovetture coinvolte, i mezzi pesanti, gli autobus, i motocicli, i velocipedi, altri veicoli e quindi il totale degli incidenti. Il dato più rilevante è quello dell'aumento, più 6,6% di incidenti stradali rispetto al 2021, sicuramente incide del passaggio tra il 2021 e il 2022 la fine della pandemia da coronavirus o comunque la fine delle restrizioni, ma abbiamo letto il dato relativo all'aumento degli incidenti, a questo nuovo trend in crescita. È una novità che inizia nel 2016 dopo una lunga serie storica in cui anno per anno gli incidenti erano calati a partire dagli anni 90. Ora invece stanno di nuovo aumentando gli incidenti stradali ma anche le vittime della strada. E allora proseguiamo la rassegna stampa di oggi
con invece delle notizie che riguardano la politica regionale. Rimaniamo sui quotidiani del gruppo NEM. Comunali, a Bassano è strappo Lega Fratelli d'Italia, il Carroccio lancia Finco sostenuto da Forza Italia. Quindi ennesima notizia che riguarda le tensioni all'interno del centrodestra in Veneto. Nessuna intesa su Pavan, che poteva essere un candidato sindaco unitario per il centrodestra a Bassano. Stefani, segretario regionale della Lega, rompe gli indugi e quindi via libera alla candidatura di Nicola Ignazio Finco, leghista, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, che scende in campo e si alza la tensione, leggiamo sui quotidiani del gruppo NEM, sostenuto da Forza Italia ma non da Fratelli d'Italia, quindi spaccatura nel centrodestra. L'articolo è di Enrico Ferro e nel frattempo, mentre tutto questo avviene, Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, dichiara: il miglior candidato alle prossime regionali ce l'abbiamo noi. Lo ribadisce ancora una volta, questo candidato migliore per la destra secondo Forza Italia sarebbe proprio il segretario regionale di Forza Italia Flavio Tosi, già sindaco di Verona, attualmente parlamentare, e anche oggi arriva l'attacco più o meno indiretto, anzi in questo caso direttissimo, da parte di Flavio Tosi alla giunta regionale, all'amministrazione Zaia. Il coordinatore azzurro Tosi appunto attacca sulla sanità, le attese sono infinite, la regione intervenga, sembra quasi un esponente dell'opposizione. Eppure alle elezioni regionali manca ancora più di un anno, ma la tensione è già altissima, come vediamo, e da qui ai prossimi mesi chissà cosa potrà accadere ancora nel centrodestra. Nel frattempo, altra gatta da pelare per la Lega, Valdegamberi, trasferta in Russia, sul voto sono più avanti di noi. Stefano Valdegamberi, formalmente appartenente al gruppo misto del Consiglio regionale del Veneto, ma in realtà esponente della Lega, eletto peraltro all'interno della lista Zaia, è stato osservatore in questi giorni alle elezioni in Russia e appunto le sue dichiarazioni sono queste che abbiamo sentito: sul voto sono più avanti di noi. Indignazione di Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto: di queste lezioni di democrazia facciamo volentieri a meno. E poi anche il Partito Democratico alza la voce e attacca: patologica simpatia per i dittatori, dice Vanessa Camani, capogruppo in Consiglio regionale del PD. Vediamo rapidamente anche il Gazzettino con la sua pagina dedicata alla politica regionale, gli articoli di Angela Pederiva. Il primo titolo: Tajani, Veneto, candido Tosi per la presidenza e lui stronca la sanità. Quello che insomma abbiamo visto anche sui quotidiani del gruppo NEM, il leader di Forza Italia: questa è la nostra proposta e vedremo cosa diranno i partiti alleati. La prima mossa dell'ex sindaco Tosi, qual è? Un duro attacco sulla salute, realtà drammatica, ha detto appunto Flavio Tosi. Nota del Veronese per riferire il caso di un'anziana in pronto soccorso a Borgo Trento per una frattura. La Lega regionale nel frattempo ha formalizzato ad Arè l'espulsione, ora si attende la ratifica da parte di Via Bellerio. Questa è un'altra vicenda che avevamo seguito nelle scorse puntate di Sveglia Veneto. L'ultima notizia per quanto riguarda la pagina di politica regionale: terzo mandato, lo strano asse Lega-Italia Viva, ma c'è lo stop alla Camera, l'emendamento dei renziani con prove di dialogo, bocciato dal resto del centrodestra. Insomma, un'Italia Viva che ormai si colloca anche giornalisticamente all'interno del centrodestra, ma questo riguarda più diciamo gli aspetti legati alla politica nazionale. Il dato che riguarda il Veneto invece è l'ennesimo stop alle modifiche alla legge sul limite dei 2 mandati per i presidenti di regione. In realtà sappiamo che Luca Zaia ora è già al terzo mandato e vorrebbe candidarsi per il quarto. In ogni caso, ribadito per lui lo stop, come per tutti i presidenti di regione in carica per il secondo mandato, ribadito lo stop da parte del Parlamento. Tornando sui quotidiani del gruppo NEM, un'ulteriore notizia che riguarda in qualche modo la politica regionale:
La troviamo in un articolo di Laura Berlinghieri e il titolo è questo: fine vita, il testo va riesaminato, lettera di Ostanel alla commissione. Di cosa si tratta? La rappresentante del Veneto che vogliamo in Consiglio regionale, Elena Ostanel, ha scritto alla quinta commissione consigliare per chiedere di ricalendarizzare la proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, proprio quella proposta di legge che è stata bloccata in Consiglio regionale e rimandata appunto in commissione. Ne abbiamo parlato a lungo in questo podcast. La consigliera scrive quindi all'ufficio di presidenza dopo la sollecitazione della Corte Costituzionale indirizzata al Parlamento, anche questa notizia dei giorni scorsi che abbiamo citato nelle precedenti puntate, e leggiamo anche la dichiarazione di Cappato dell'associazione Coscioni che dice: chi ha bocciato la proposta di legge ora potrà proporre modifiche. L'articolato non è stato bocciato tecnicamente, infatti, ma è stato rimandato alla quinta commissione, la commissione sanità e sociale del Consiglio regionale. Insomma, vedremo se questo ulteriore appello, stavolta da parte appunto della consigliera del Veneto che vogliamo, sarà ascoltato dalla maggioranza di Luca Zaia, che peraltro, ricordiamolo, si era espresso a favore della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia flash, di nuovo sulle pagine del Gazzettino. La banca cinese del nero, 13 arresti in tutto il Veneto, sgominata l'organizzazione criminale con 25 imprese nel giro delle finte fatture. Inchiesta partita da Vicenza, lo sportello gestito da un 38enne residente a Vigonovo, sportello naturalmente tra virgolette. Il gruppo aveva basi anche in Lombardia, Toscana e Lazio, i soldi venivano ripuliti all'estero, in particolare in Belgio e a Hong Kong. L'alto ufficiale della finanza, sentito dal Gazzettino, ha dichiarato: il riciclaggio è stato effettuato anche per organizzazioni mafiose. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.